5-2, partenza forte, Francesca, della Savino. Sì, partenza forte con qualche imprecisione, diciamo, da parte del Bisonte, in questo caso sui palloni, diciamo, battuta in salto che sono nelle zone di conflitto, bisognerebbe cercare di non subire troppo, ti dico la verità. E ancora poi... e ancora. Mi sa che non ti hanno sentito. No, la zona di conflitto l'hanno lasciata lì com'era. Sì. Il bello è che ci sentono anche, perché con tutto questo silenzio riescono a sentire anche quello che diciamo, però non hanno colto il suggerimento di Francesca Venini. Sentiamo Mencarelli in time out. Poi, un'altra cosa importante, hai la copertura del pallonetto e il 6-1, quindi il pallonetto lungo non va in terra, in mezzo al campo o terzo di rete. Quando non possiamo attaccare, mettiamo sempre fuori gioco la giocata di Stiglia, la lasciamo andare giù. Francesca, cosa ha chiesto Mencarelli in particolare? Ma ho sentito ha parlato sulla ricezione e poi sulla versione nella Stisiak. 6-2 quindi per la Savino del Bene Scandicci nel primo set. Cerca di allungare la squadra scandicese, ma siamo veramente nelle primissime fasi dell'incontro, quindi c'è tutto il tempo anche per recuperare. Cambi, alza dietro per Enuonu, tocca il muro e la palla va giù. Terzo punto per il Bisonte Firenze, secondo personale di Enuonu. Puntamente la nostra regia ripropone l'azione vincente dell'opposto del Bisonte, che passa, l'attacco passa tra le mani di Stisiak, un bel muro tra l'altro aveva davanti Enuonu. Proprio lei va in battuta, forza su Courtney. Stisiak da zona 4 in diagonale passa ed è il 7-3 con questo colpo vincente della polacca. Ha provato a forzare la battuta Enuonu per cercare di limitare l'efficacia dell'attacco. Ha fatto una buona battuta, però Scandicci ha lavorato bene in Rice. E Stisiak, eccola qua, pronta a forzare dietro la linea di 9 metri. Lei è abbastanza pericolosa. Venturi ci arriva bene però stavolta. Belin in fast, smorzato il suo attacco. Dall'altra parte Drevniok, c'è in difesa lunga Venturi. Guerra in bagger, palla a fil di rete, si gioca ancora. Cambi, alza dietro per Enuonu. Altra possibilità di attacco per il Bisonte Firenze. Van Gestel, palla un po' arretrata per lei, però si rigioca ancora. Courtney da zona 4, Venturi si trova bene in difesa sulla traiettoria. Van Gestel prova a allungare il colpo, non c'è tocco a muro, l'arbitro assegna il punto alla Savino del Bene Scandicci. Però video check. Che sensazione hai avuto su questo colpo, Francesca? Ti sembrava toccato? Mi sembrava fuori, se dico la verità, però se l'ha toccato gli altri le ha preso proprio l'unghia. Però sai, da qui la nostra posizione non è che si vede benissimo. Loro sembravano molto convinte, probabilmente da dietro qualcosa si vede meglio. O almeno anche il rumore. Ora noi ci sono anche le cuffie, per cui diventa andiamo molto a sensazione. Io concordo con la tua analisi. Non mi sembrava ci fosse stato tocco. No, però comunque ora arriverà il verdetto dell'arbitro e quindi sapremo com'è andata veramente questa azione. No, c'è tocco? Sì, c'è tocco. C'è tocco, a sorpresa? Sembrerebbe di sì. Non arriva il responso, però sembravano... No. Sembravano chiare le immagini. Ma mi sembrava che si fosse mosso l'anulare ora l'ha visto Cesare, penso ci sia tanti sicuramente dubbi. Avranno visto meglio di noi gli arbitri. Ecco. E quindi siamo 8-3 per la Savino del Bene Scandicci. Venturi in ricezione. Cambi, alza per Enuonu che arriva da seconda linea, difende lunga Stisiak. Merlo in bagger, Drevniok da seconda linea mette giù il pallone, 9-3 e la Savino del Bene comincia a scavare un bel solco. Comincia a scavare un bel solco perché stanno battendo bene, mettendoci in difficoltà il Bisonte, mettendolo in difficoltà con la palla alta e spesso stanno giocando con Céline Van Gestel, che è un buon giocatore da seconda linea ma non è un grandissimo attaccante, nel senso che fa fatica, pesta però. Pesta la linea, come dice giustamente Francesca Vanini in battuta. Ci mettono in difficoltà in quella mettono in difficoltà il Bisonte in quella situazione lì. Quando infatti sono riusciti a giocare in apertura hanno fatto meglio. È chiaro che hanno dei battitori in salto importanti, perché Stisiak e Drevniok battono bene, non è semplice. Però in questo caso Stisiak ha pestato la linea, ha regalato un punto al Bisonte Firenze. Van Gestel su Carocci che riceve bene, Lubian in fast, money out della Lubian.
sta facendo fatica anche a muro il Bisonte Firenze ancora a contenere bene l'attacco avversario. Sì, sono d'accordo con te, anche se io ti dico la verità, Lubian ha fatto un bel lavoro, perché ha cercato la mano esterna, è anche merito suo, ecco, oltre che magari di merito del muro. Ed ecco proprio Lubian pronta a rimettere in gioco il pallone. Batte su Van Gestel e Nuono da seconda linea, difende Carocci, contrattacco Sabino Del Bene, arriva al muro, no, non è, attenzione, ancora buona. Le giocatrici del Bisonte stavano esultando, hanno avuto bisogno di 2 colpi per fare questo punto. Alla fine a mettere giù il pallone è stata Anastasia Guerra, visto un po' rocambolesco questo colpo. A volte bisogna aspettare prima di esultare. Assolutamente, però avevamo detto che avevano difficoltà al muro, è arrivato il primo mezzo muro vincente del Bisonte Firenze. Carocci in ricezione, Popovic prova in primo tempo, tocca il muro di Alberti. Dall'altra parte Guerra viene fermata da Malinov, ha provato la parallela, ma anche c'era. È anche abbassato un po' il colpo. Quindi primo punto della partita personale per Ofelia Malinov, palleggiatrice della Savino Del Bene e anche della nazionale italiana. Proprio lei che va a battere al salto. Guerra riceve bene e Nuonu da seconda linea non mette giù neanche questo pallone perché c'è Merlo che lo rialza. Dall'altra parte Drevniok va a cercare le mani del muro, mani out. Già 5 punti per Drevniok. Sta lavorando bene anche questa palla qui, ha lavorato bene forte sulle mani alte senza chiudere il colpo, sta facendo una buona gara. Ancora Malinov sul punteggio di 12-5 per la Savino Del Bene Scandicci. In ricezione Van Gestel, Guerra da zona 4, murata nuovamente da Popovic stavolta. 13-5. Punto. Sì, credo che forse ora dovrebbero cominciare quando è possibile a giocare qualche palla in più, quando arriva la Rice chiaramente con qualche col centrale. In questo momento parlo di Bisonte, che è lato Bisonte. Sentiamo Mencarelli. Quindi vuol dire che o abbiamo una condizione di anticipare il colpo per giocarlo alto, mani out, soprattutto sulla mano esterna del laterale, okay? Oppure dobbiamo ricorrere a una piazzata verso il terzo di rete. Francesca? Ha parlato su colpi d'attacco giustamente perché abbiamo preso un paio di murate e quindi sta parlando appunto di anticipare il colpo sull'attacco quando può, se no lavorare chiaramente sulla parte alta. Malinov in battuta su Guerra, cambi, gioca la fast con Alberti in diagonale, c'è Malinov in difesa ma ancora possibilità per attaccare per il Bisonte Firenze, ancora fast, Alberti stavolta difende Merlo, dall'altra parte Drevniok, murata out però. E quindi altro punto per la Drevniok, altro punto per la Savino Del Bene che vola a quota 14 in questo primo set. Ancora in battuta Ofelia Malinov. Van Gestel, l'alzata in seconda linea, Van Gestel, una piazzata che sorprende la difesa della Savino Del Bene. Riuscite ad aggiustare il colpo, Francesca Van Gestel, in questa parte? Sembrava un po' bassa come traiettoria. Sì, forse lei non era, la palla era un po' bassa e lei forse non era nemmeno così pronta, ti dico la verità. Beh. Quindi diciamo è andata bene. Cambi la sua battuta al salto che viene ricevuta da Carocci, pallonetto di Courtney, si gioca ancora però. Ancora Carocci, primo tempo giocato da Popovic che viene murata da Alberti. Sì, anche prima il Bisonte ha fatto un buon lavoro sulla 7 della Popovic perché l'ha tenuta bene e la stanno aspettando. Eccola qua la 7 di cui parlava sì. Francesca Vanini, la murata di Sara Alberti, si conosca anche molto bene le due. Adesso è out però la battuta di Cambi, leggermente fuori, non viene chiamato il video check, almeno così apparentemente da parte degli allenatori. L'allenatore del Bisonte Firenze, quindi è fuori, si riparte dal 15-7 per la Savino Del Bene. Courtney, flottante su Guerra, molto cercata in battuta, e Nuonu stavolta attacca da 4, si difende ancora Merlo,
Stisiak, mani out e altro punto per la Savino del Bene Scandicci. Stisiak a quota 2, Savino a 16, Bisonte ancora un po' in affanno a quota 7. Courtney sbaglia la battuta, regala un punto al Bisonte, 8-16, 8 per chi batterà adesso, ovvero il Bisonte, 16 per la Savino del Bene, primo set qua dal Palamandela Forum di Firenze. Guerra molto cercata in battuta da Scandicci, Francesco. Sì, sì. Ace, a proposito di Guerra, Ace batte su quello che dovrebbe essere il punto debole in ricezione della Savino e va in maniera efficace, stavolta Guerra. Ancora Guerra, sempre su Stisiak, ricezione così così, da seconda linea Courtney ma non può forzare il colpo, Venturi e Nuonu, la palla passa e finisce in una metà campo della Savino del Bene. Piccolo accenno di recupero da parte del Bisonte Firenze, un 3-0. Perché ora si è un po' invertito le parti, nel senso stanno soffrendo loro, stanno lavorando loro con la palla alta perché la ricezione sta un po' facendo fatica. Consecutivo per il Bisonte Firenze, stavolta il time out lo chiama Massimo Barbolini che andiamo a sentire adesso, andiamo a sentire quello che dirà alle proprie giocatrici. Okay. Sta battendo bene, teniamo sulla palla alta, non fermiamoci ragazzi, siamo andati avanti perché avevamo murato ma soprattutto non abbiamo sbagliato nulla, se iniziamo a mettere errore è difficile, vai, buono, vai. Allora, abbiamo sentito Massimo Barbolini nel suo time out, sta battendo bene la Guerra, ha detto, effettivamente è così, insomma, Sì, sta mettendo in difficoltà. Sta mettendo in difficoltà, quindi giustamente lui gli chiede di giocare con la palla alta e praticamente di lavorare con colpi d'attacco con la palla alta. Si riparte quindi da Guerra, che va a battere su Merlo stavolta. Primo tempo di Popovic è dentro e torna a marcare punti la Savino del Bene dopo un parziale di 4-0 del Bisonte Firenze. Lo fa grazie a una delle ex in campo, ovvero Popovic, che già ha quota 3 in questo primo set. Questo è un bell'attacco, poi è imprendibile perché tirato negli angoli in fondo al campo. Quando può attaccare così Popovic è difficilmente marcabile. Anche perché una giocatrice con grandi doti fisiche. E Nuonu non ce la fa a buttare giù neanche questo pallone, un po' in difficoltà lei, e gioca la 7 con Alberti, invece cambi, una 7 molto efficace perché il pallone finisce a terra. Eccolo qua, la fase finale del punto con Drevniok che rimette la palla nella metà campo del Bisonte, la 7 giocata tra Cambi e Alberti, senza muro praticamente. Alberti in battuta, palla che tocca il nastro, ci arriva Lubian. Stisiak praticamente da fermo, la sua diagonale è però vincente. Alberti ha provato a tirare sul pallone, che è risultato imprendibile però alla fine per lei. 18-12 per la Savino del Bene in questo primo set. Drevniok nel primo giro ha messo in difficoltà Malinov, alza per Lubian, difende molto bene Venturi. Free ball nella metà campo della Savino del Bene. Lubian in fast, passa in diagonale. Panettoni non riesce a difendere questo attacco in fast della Lubian. (19-12) per la Savino del Bene in questo primo set. Drevniok in battuta al salto per lei, molto forte. Stavolta però riceve benissimo Venturi, attacca in diagonale Van Gestel, grande difesa di Merlo. Non può attaccare forte Stisiak, viene anche murata, si gioca però ancora. Free ball nella metà campo del Bisonte Firenze. E il primo tempo chiude Belien, primo punto per lei in questa partita. 13 il Bisonte Firenze, 19 Savino del Bene. Cambio nelle file della squadra scandicese con Bosetti che prende il posto in campo di Drevniok. Si farà il giro dietro Bosetti in difesa e in ricezione. E Nuonu batte al salto, out. Ancora Nuonu non riesce a entrare benissimo in partita.
sia in attacco che in battuta, ha realizzato sì 3 punti ma percentuali ancora basse per lei, che ci ha fatto vedere nelle prime 2 giornate di campionato, nelle prime 2 partite di campionato del Bisonte Firenze, grandi cose. Stisiak forza il colpo, Van Gestel e Nuonu chiamata nuovamente in causa. Merlo in difesa, da seconda linea Stisiak, murata da Belien. 14 Firenze, 20 Scandicci. Guerra riprende il posto in campo di Panettoni. Il Bisonte, se vuole recuperare questo gap, bisogna che lavori con questa intensità qui in muro difesa e continui a battere cercando di tenerli il più possibile con la palla distante dalla rete. Cartene in ricezione dopo la battuta di Van Gestel, è proprio lei che difende. Venturi in bugger e Nuonu da seconda linea, pesta però la linea e quindi c'è un fallo ravvisato subito dal primo arbitro. 21-14, primo set andato, Francesca? Ma diciamo che da parte lato Bisonte è un po' compromesso, però sai, la pallavolo spesso ci riserva delle sorprese. Ora bisogna sempre giocare punto a punto. Lubian, la battuta su Guerra, palla a fil di rete, non attacca di prima Cartene che addirittura alza per Malinov. Malinov per Cartene, si scambiano il favore ma non chiude il punto ancora la Savino del Bene. Guerra da 4 sfonda il muro, palla che va giù, 15-21, cerca di restare in qualche modo in questa partita, in questo primo set il Bisonte Firenze, anche se abbiamo detto la distanza continua a essere lunga e i punti che mancano alla fine sono sempre meno. Ecco qua la fase finale del colpo, ovvero la schiacciata vincente in diagonale di Guerra. Belien flottante su 16-21. Dalla seconda parte di questo primo set in poi il Bisonte ha comunque dato segnali di ripresa. Sì, Francesco, perché ha battuto meglio e quindi li ha messo in difficoltà Scandicci, facendoli giocare più con la palla alta e soprattutto ha lavorato un po' meglio a muro difesa. punto per Scandicci. Cartney, la sua schiacciata viene toccata a muro. Sì, ha fatto un bel colpo, ha lavorato alto sulle mani. Sì, ha provato proprio quello e è riuscito ad ottenere il risultato. Rientra in campo Drevniok al posto della Bosetti, fila Scandicci ovviamente. E Malinov è pronta a rimettere in gioco il pallone. Batte al salto ma non forza tantissimo Van Gestel. Guerra da zona 4, passa in parallela interna. E qui ha anticipato il colpo come aveva chiesto prima Mencarelli. Attacco ben congegnato dal Bisonte Firenze, palla spinta in 4, come ha detto giustamente Francesca, Guerra ha anticipato il colpo praticamente non trovando l'opposizione del muro sulla parallela. Cambi, Stisiak in ricezione, Malinov cerca di aggiustare questo pallone, Popovic viene murata ma si gioca ancora. Drevniok, in diagonale c'è Guerra, Venturi insegue il pallone, lo tiene su in qualche modo. Free ball nella metà campo della Savino del Bene. Malinov, finta il primo tempo, anche Guerra, ottima partenza per lei, 5 punti nel primo set, 18 il Bisonte Firenze, 22 Savino del Bene Scandicci. Ecco qua inquadrata invece la palleggiatrice del Bisonte Firenze, Carlotta Cambi, sì, perché proprio lei a battere, batte al salto su Stisiak di prima intenzione. Insomma un po' grave sinceramente, più che altro per il momento, per l'impasse che stava prendendo la partita in quel momento lì. Era importante mantenere, diciamo, il ritmo. Cartney tocca il nastro alla sua battuta, Cambi ci arriva lo stesso. Guerra da 2, prova la palla profonda, per l'arbitro è dentro e quindi 19-23 si rifà subito. Ha fatto un bel lavoro adesso. Guerra batte al salto su Stisiak, da 2 Drevniok che viene murata, Merlo insegue il pallone, lo tiene su Stisiak in diagonale dove c'è Venturi. Van Gestel in qualche modo, Cartene difende, poi Stisiak, difesa stavolta anche questa palla da Venturi, da seconda linea Guerra, palla che finisce a rete, ha provato a forzare il colpo, non era facilissimo. Era una palla difficile. 24-19. L'arbitro richiama Stisiak in questo frangente, probabilmente perché è risultato in maniera un po'
un po' particolare, ecco, rivediamo proprio inquadrato l'arbitro. 24-19, ci sono 5 set ball a favore della Savino del Bene Scandicci in questo primo set. Popovic in ricezione Guerra, primo tempo un po' basso, prova a aggiustare il colpo Alberti ma non riesce a mettere sul pallone, in diagonale Stisiak, palla che termina out. 20-24, viene annullato quindi il primo set ball. Ecco l'attacco della polacca, anche qui senza rincorsa praticamente. La sfera termina out di 1 metro circa. Hashimoto prende il posto di Alberti, andrà lei in battuta. (20 a 24) e questa è la situazione di punteggio in questo primo set. 4 set ball a favore della Savino del Bene, uno è già stato annullato però, che ne erano 5 in precedenza. Malinov alza per Drevniok, tocca il muro, possibilità di rigiocare il pallone per il Bisonte. E Nuonu difende Courtney, altro attacco per il Bisonte, in primo tempo mette giù la palla Belien e siamo 21-24, 2 set ball annullati. Vada come vada questo primo set, c'è da segnalare comunque che lo finirà in crescendo il Bisonte Firenze. Sì, sicuramente in crescendo senza dubbio rispetto soprattutto all'inizio. È stato l'inizio che ha influenzato molto l'andamento di questo primo set, perché da un certo punto in avanti c'è stata molta più partita. Hashimoto, palla a filo di rete e di prima intenzione Belien la mette giù, annullando anche questo terzo set ball consecutivo. Chiama time out Barbolini. Era quello che si diceva prima, che set bisogna finirli perché senza mai che può succedere. Sentiamo Barbolini. Regalato loro, stiamo cercando di avvicinare a tutti i costi la ricezione, non c'è bisogno. Stiamo passando in 4 in 2, stacchiamo la ricezione, ok? E si va. Vai raga, noi dai Finito il time out, le due squadre tornano in campo. Si è concentrato soprattutto sulla ricezione Barbolini in questo time out, Francesco. Sì, perché come ti dicevo prima, molto spesso l'andamento di battuta e ricezione condiziona molto la gara. All'inizio era stato per il Bisonte, se ci ricordiamo quella serie della Dreniuk che aveva messo in difficoltà eccetera, e adesso diciamo è stato un po' il contrario. Hashimoto in battuta 22-24, batte su Courtney, spinta in 4 la palla per Stisiak che stavolta mette giù e termina qua il primo set. 25-22 per la Savino del Bene Scandicci. Allora, che primo set abbiamo visto, Francesca? Ma abbiamo visto un primo set dove, come avevamo detto alla fine, l'andamento di battuta e ricezione e sicuramente Scandicci secondo me dispone di un attacco più efficace, diciamo, in linea generale, e quindi il Bisonte, se vuole stare al passo, bisogna che continui, come ha fatto nell'ultima parte del set, a battere in maniera incisiva, cercando il più possibile di limitare quelle che possono essere le scelte e lavorare con efficacia a muro difesa, cercando chiaramente di diminuire il più possibile gli errori. Benissimo, allora noi ci risentiamo all'inizio del secondo set. Il primo set l'abbiamo visto, ha vinto la Savino del Bene Scandicci 25-22 qua dal Palamandella Forum di Firenze.
squadre che ritornano in campo qua alla Pala Mandela Forum di Firenze. Sta per iniziare il secondo set tra il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci, che si è aggiudicata il primo parziale per 25-22. Abbiamo davanti i tabellini di questo primo set, Francesca. Vediamo, al di là dei punti realizzati, 6 da una parte c'è Guerra come miglior marcatrice, dall'altra parte c'è Drevniok sempre con 6. Sottolineavi giustamente l'efficacia in attacco bassa di Enuonu, che dovrebbe essere il martello del Bisonte. Sì, in linea generale, come ti dicevo prima, si vede la differenza che ci sono tra le due squadre per quanto riguarda l'attacco, okay? Che spesso comunque è anche un po' l'ago della bilancia tra il vincere e perdere. Intanto il secondo set inizia con un ace di Courtney a favore della Savino del Bene. Ecco qua il replay prontamente fornitoci dalla nostra regia. Ricezione sbagliata di Guerra e quindi ace di Courtney. Van Gestel stavolta attacca bene, attacca in parallela, non ce la fa a difendere un colpo veramente forte che gli è arrivato addosso Malinov. Van Gestel quindi torna a marcare punti, sono 2 i punti personali fin qui per la giocatrice, uno dei nuovi acquisti del Bisonte. E Enuonu batte a salto e forza, palla out. 2-1 per la Savino, secondo set. Popovic sarà lei a rimettere in gioco dopo il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Decide di servire su Guerra. Van Gestel, altro bell'attacco. Sì. Stavolta in diagonale per lei. E siamo 2 pari. Dopo aver realizzato i primi 2 punti di questo secondo set per il Bisonte, Van Gestel va a servire. Flottante che finisce nella zona di Courtney. Malinov alza in 4 per Stisiak. Diagonale che colpisce al volto Guerra. Visibilmente intontita dopo questa botta che gli è arrivata violenta addosso. Per fortuna non c'è nulla di particolare. Non è bello vedersi arrivare addosso queste bombe, Francesca. Purtroppo capita. Però insomma, la Stisiak la piglierei volentieri. Drevniok. La sua battuta dall'altra parte, attacca Guerra, out. Forse non era una grande idea servire subito lei dopo il colpo che aveva preso. Ecco qua il replay dell'azione. Cambi che va in 4. Chi non abbia tante scelte, comunque. Una palla un po' staccata. Drevniok batte su Van Gestel. Cambi. Solamente il terzo per lei. Vediamo se riuscirà ad entrare in partita, visto che nel primo set ha avuto un'efficienza molto bassa in attacco. Belien batte out, altro errore, il secondo di fila per il Bisonte Firenze in questo fondamentale. Sono fuori di pochissimo, però purtroppo sono fuori. E voi allenatori vi incavolate anche tanto, scusate il termine incavolare, però si può utilizzare quando vengono sbagliate 2 battute di fila. Sì, in effetti sì. Stisiak batte su Venturi. Cambi, gioca la fast con Alberti. Alberti a segno. Un punto da recuperare per il Bisonte in questo secondo set. Carocci prende il posto di Stisiak nella Savino del Bene. Si farà il giro dietro, diciamo allentando così la pressione che c'è stata. Out. Tornano ad essere 2 le lunghezze di vantaggio per la Savino del Bene Scandicci dopo la fast di Lubian. Eccola qua la centrale della formazione allenata da Barbolini che va a battere su Guerra, palla a fil di rete, contrasto tra Enuonu e un'avversaria. Altra possibilità di attacco di Guerra che però non può forzare il colpo. Courtney dall'altra parte sì, può forzarlo e passa in mezzo al muro. 7-4 per la Savino del Bene. Terzo punto personale per Courtney.
Lubian. Sceglie di indirizzare il pallone su Van Gestel, cambi, alza in 4 per Enuonu, in diagonale, a segno la giovanissima opposto del Bisonte Firenze. Tutto nasce da una ricezione così di Van Gestel, poi però Carlotta Cambi riesce a alzare bene in 4 per l'attacco di Enuonu. Primo tempo di Popovic, a segno, da quell'altezza non la prendi, dai. Senza dubbio, i suoi primi tempi avanti sono sempre molto pericolosi. Ecco qua, ricezione perfetta di Carocci, primo tempo giocato da Malinov con Popovic, a segno. Malinov va dalle parti di Guerra, la 7 di Alberti, la palla che non passa alla rete, si ferma sul nastro, 9-5. Un po' come il set precedente, c'è subito uno strappo iniziale. Si prova subito lo strappo iniziale la Savino del Bene. Malinov batte su Guerra, si rigioca, sceglie di rigiocare ancora, cambi la 7 con Ha fatto Alberti. bene, una buona scelta. Il replay stavolta dà buoni frutti per il Bisonte Firenze, che arriva a realizzare il 6° punto in questo secondo set. Alberti, flottante su Merlo, Malinov in 4 per Drevniok, il pallonetto, Van Gestel si getta sul pallone, poi commette fallo in palleggio Belien. Si vede che è una centrale. No, capita, purtroppo questi sono errori. Cambio per la Savino del Bene, ritorna in panchina Carocci, rientra in campo Stisiak per la prima linea. Courtney, flottante su Guerra, palla a fil di rete, bravissima Cambi a alzare con una mano per Belien. Primo tempo senza muro. Bella palla. Colpo alla Vannini, si può dire. Enuonu, vediamo se forza il colpo, non più di tanto. Courtney, Stisiak da 4, murata ed è punto per il Bisonte Firenze, da valutare chi ha fatto il tocco vincente, probabilmente per come risulta Cambi, perché Stisiak ha ritardato il colpo, ha aspettato che scendesse un po' la palla. Cambi è stata molto ordinata la stangona della Savino a volte del Bene, capita succede. perché quelli così alti a volte non ti vedono. questa è una bella analisi. No, è vero. A sorpresa arriva dal basso. Pensa di chiudere il colpo e poi domani ci sono all'improvviso. Bene, 10-8 per la Savino del Bene in questo secondo set. Enuonu stavolta carica sì il colpo, Merlo riceve però bene Stisiak, il pallonetto, Van Gestel si getta e tiene vivo il pallone. Malinov, Popovic tocca il muro, difende Venturi, Van Gestel dall'altra parte in diagonale su Merlo. Drevniok prova la parallela, vediamo la decisione dell'arbitro, palla è buona. dentro. Palla è dentro, il primo punto nel secondo set per Drevniok, che continua ad essere la miglior marcatrice della partita con 7 punti. Però è la prima realizzazione in questo secondo parziale. Popovic, lungo, errore della centrale della Savino del Bene. 9-11, 2 punti da recuperare per il Bisonte Firenze in questo secondo set. Il primo set, lo ricordiamo, se lo ha aggiudicato la Savino del Bene. Scandicci 25-22, Van Gestel batte su Stisiak. Primo tempo di Lubian, vincente. Sta facendo una buona partita anche Lubian, dobbiamo dirlo. Sì, senza dubbio. Sì, ha lavorato molto bene in attacco, sta lavorando bene. Stavolta però colpisce in piano la rete. 10-12, anche qui 2 errori di fila in battuta per la Savino del Bene. Cambio nella fila della compagine allenata da Barbolini. Ritorna in campo Bosetti, esce Drevniok. Mentre dall'altra parte vediamo Belien che viene incitato dalle compagne che sono in panchina in questo momento. Merlo in ricezione, Malinov allarga il 4 per Stisiak che va ancora in diagonale
e mettere la palla là dove non ci può arrivare nessuno. L'opposta polacca, che in questo caso gioca da schiacciatrice, è pronta a rimettere in gioco. Forza il colpo, Venturi, palla che finisce direttamente nella metà campo della Savino del Bene. Malinov finta all'attacco, invece mette un'alzata per Cartney che non chiude. Guerra dall'altra parte, difende Cartney. Merlo in baghe da seconda linea, Stisiak e Nuonu agevolmente. Van Gestel, la pipe vincente del Bisonte Firenze. 11-13. È stata una bella azione. Sì, questa è una bella azione, ben congegnata dal Bisonte. Ecco qua, cambi che vede Van Gestel senza muro. Può attaccare in diagonale. Merlo non ci può arrivare su questa palla. Carlotta cambia in battuta, Merlo in ricezione. Stisiak tocca il muro, palla che poi finisce fuori. Quindi punto per la Savino del Bene. E Stisiak che ha quota 7. Scelta insolita, attacco tra 5 e 6. Perché ha messo Bosetti a posto di Dreniuk per scaricare Stisiak di modo che sia libera per poter attaccare. Lubian, eccola qua, la numero 9 della Savino del Bene Scandicci. La sua flottante, tra l'altro un colpo molto secco, molto forte, però brava Ventura a ricevere. Pallonetto di Nuonu, palla che non finisce giù, secondo l'arbitro, attacco poi vincente di Cartney. È stata brava Lubian, ha lavorato bene in difesa, si è allungata proprio. Sì, sembrava che il pallone fosse praticamente già giù, invece è arrivata a tirare sul pallone all'ultimo istante, favorendo così il contrattacco della Savino del Bene. Lubian. Van Gestel segue il pallone, cambi, alza dietro per Guerra, trova il muro avversario, altra possibilità per il Bisonte e Nuono non chiude. Malinov in bagger per Cartney, tocca il muro avversario, ma tra l'altro la palla anche dentro. Quindi altro punto per Scandicci. (16 a 11 su 16 a 11). Marco Meccarelli chiama time out. Andiamo a sentire le parole del tecnico del Bisonte Firenze. Quando c'è sta palla in bisogna vedere dove arriviamo, siamo dentro aggressivi senza chiudere. Dai, forza. Bene. Oh, non sprechiamo le situazioni, il pallonetto corto va benissimo. Deve essere un pallonetto che va a infilare il terzo di rete. Mezzo alle Capito? mani. Quando ce l'abbiamo, anche tattico, uguale. Andiamo a Dai! infilare comunque il terzo. Andiamo, anche da qua, questo lavoro. Francesca, vogliamo aggiungere qualcosa alle parole di Meccarelli? No, ha parlato sulle posizioni di muro, i tempi, soprattutto l'entrata delle mani, ok? Perché stanno lavorando, chiudendo, Scandicci sta lavorando sulla parte alta, quindi cercare di essere più possibile aggressivi e poi su delle scelte in attacco, quando fanno il pallonetto decidere di metterla accanto al centrale per coinvolgere il terzo di rete. Lubian sbaglia la battuta. Il Bisonte riceve questo gentile omaggio e lo accoglie anche volentieri. 12-16. 4 punti ancora da recuperare per la squadra di Meccarelli. Guerra. Forza il colpo su Bosetti. Stisiak da seconda linea, tocca il muro, non ce la fa ad arrivare su questo pallone Venturi, che ha cercato in tutti i modi di tenere viva l'azione. Quindi punto per Stisiak. In cambio Drevniok per Bosetti da una parte, dall'altra esce Guerra, entra Panettoni. Una squadra rinforza l'attacco, una squadra rinforza la ricezione e la difesa. Malinov cambi, alza dietro per Nuonu, il pallonetto difeso da Drevniok, non può attaccare Stisiak, quindi rimette di là il pallone in palleggio. E Nuonu ancora, alla fine passa Terry Nuonu. Prima ha fatto quello che le aveva chiesto Mencarelli, nel senso ha fatto un pallonetto coinvolgendo il terzo di rete, e anche bene perché comunque sia non sono riusciti a riattaccare, e adesso invece diciamo ha forzato il colpo, ha aspettato l'occasione giusta per poterlo fare. Alberti, flottante lunga, troppo lunga però.
punto 18 per la Savino del Bene Scandicci in questo secondo set. Troppo errore in battuta da parte del Bisonte, soprattutto considerato il punteggio e anche considerato il gap. È vero che devono rischiare, però. Courtney in palleggio riceve Van Gestel che poi va ad attaccare da 4, viene murata, difende però copertura Enuonu. Ancora Van Gestel, tocca il muro di Scandicci, altra possibilità, alla terza occasione Belien mette giù il pallone, 14-18, 4 punti da recuperare per Firenze. C'è da dire che entrambe le squadre, ogni volta che i palleggiatori hanno avuto entrambi coraggio a giocare qualche palla di contrattacco con centrali, praticamente penso che abbiano quasi il 100% di efficienza. Quindi sarebbe una cosa che potrebbero entrambe provare a lavorare anche un po' di più, prendendosi anche qualche rischio. Enuonu al salto direttamente a rete, altro errore in battuta e cominciano ad essere tanti. Forse troppi. Sono troppi perché non so quanti è, ma considerato c'è 5 punti di differenza, vanno sbagliate almeno 4-5 battute, sono 4-5. Sono quelle lì. Intanto sono quelle che fanno il gap. La stessa cosa vale anche per Scandicci, chiaramente, perché anche loro c'è stato nella prima parte del set. Ace di Popovic, rivedibile la posizione di Van Gestel in questa circostanza, però la sostanza è che Ace di Popovic e sul 20-14 per Scandicci, altro timeout chiamato da Meccarelli. Il discorso della ricezione, siamo lì che stiamo facendo veramente bene nel gioco perché siamo attaccati costantemente e troviamo sempre delle soluzioni buone e poi dopo però c'è subito una cosa a gioco fermo dove non si gioca e che facciamo l'errore. Troppo, così non si riesce a vai. Su quelle situazioni lì. Se vogliamo, situazione simile a quella che si è venuta a creare nel primo set, con Scandicci che ha esatto, che ha fatto un bel solco, ha tracciato un bel solco, e con il Bisonte che continua a avere qualche difficoltà di troppo. Popovic su Van Gestel ancora, cambi, gioca il primo tempo dietro con Belien, una soluzione molto efficace. Sì, Belien sicuramente in attacco è un giocatore che si fa veramente rispettare. Allora, c'è un doppio cambio, sì, nelle fila del Bisonte Firenze. Anzi, prima è rientrata Guerra al posto di Panettoni, poi voleva fare un altro doppio cambio Meccarelli, non gli viene consentito da parte dell'arbitro. Forse è una questione di tempo, perché sono abbastanza fiscali in questa cosa. Quindi per ora vediamo Guerra che è rientrata in campo al posto di Panettoni. Tra poco dovremmo vedere anche il cambio nella diagonale palleggiatore opposto. In battuta il Bisonte Firenze mette in difficoltà la Savino. Cambi in bugger per Enuonu che non forza il colpo. Malinov alza dietro, Courtney viene murata da Belien e siamo 16-20. Eccolo qua il doppio cambio che avevamo preannunciato in precedenza. Escono Cambi ed Enuonu, entrano Hashimoto e Wakalor, quindi cambia tutta la diagonale. Sì, chiaramente rinforza la prima linea, perché levando Cambi mette un altro attaccante e levando Nuovo mette il palleggiatore giapponese, e quindi giocano attacco a 2 e attacco a 3. Esattamente. Van Gestel in battuta su Stisiak, così la polacca, che poi va anche a attaccare, difeso il pallone bene da Van Gestel. Guerra passa in diagonale, tocca il muro di Lubian, ma poi la sfera termina giù. 17-20 e stavolta il timeout lo chiama Barbolini. Stanno battendo bene, si stanno giocando su quella lì in mezzo, ok? Maggie, vai, andiamo, via. Fermare un attimo il gioco per sistemare la ricezione. La battuta... E anche per togliere un secondo il momento, diciamo, di recupero del Bisonte. E le battute fanno tutta la differenza di questo mondo, almeno in questa partita, finché... In generale sempre, non è che... No, ma in particolare in questa partita, sì, perché quando il Bisonte abbassa il livello della sua battuta, allora Scandicci riesce a uscire bene e non ha problemi. Quando invece prova a alzare,
allora ecco che prova anche a generare qualche difficoltà nella metà campo avversaria. Guerra in diagonale, altro punto per il Bisonte Firenze che torna in scia. Torna in scia perché sono solo 2 punti adesso da recuperare, erano state fino a un massimo di 6. Sicuramente Malinov ora farà una scelta penso diversa, non so, secondo me Lubia o Stisiak, vediamo. Sempre che la palla anche non farà scelte diverse. Non farà scelte diverse perché Van Gestel ha deciso di sbagliare direttamente la battuta mettendola in rete. 18-21, cambio nelle fila della Savino, esce Popovic, entra Markovic. Decisione particolare perché Popovic è un centrale, Markovic invece è una schiacciatrice. Sì, però credo che sia una questione per la gestione del libero, secondo me. Perché Markovic comunque è un buon giocatore da seconda linea. Drevniok in battuta. Forza il colpo. A fil di rete arriva Stisiak, per lei è facile mettere giù il pallone. Beata lei! Dall'alto degli oltre i suoi 2 metri è tanto facile fare questo, vero? 18 Firenze, 22 Scandicci. Drevniok, palla che tocca il nastro. Belien attacca bene nel primo tempo. Possiamo dirlo che Belien è sicuramente la migliore del Bisonte. Perché vedi, ora ha messo il libero al posto di Drevniok, quindi la situazione di mettere Markovic al posto del particolare senza ombra di dubbio, però per l'assetto che hanno loro è comprensibile, ecco. Bene in battuta, non forza il colpo Cartney, contrattacco, pallonetto di Alberti, palla dentro, palla giù, 20-22, attenzione ancora al tentativo di rientrare in gara del Bisonte Firenze, altro time out chiamato da Barbolini. E le nostre telecamere vedo che stanno andando proprio nelle vicinanze della panchina di Scandicci. Un miracolo, ma l'uno va dentro, andiamo dentro con l'uno e ricordiamoci quanto stanno usando l'assetto anche in contrattacco, ok? Ehi, siamo avanti, Se ci difendono, aspettiamo che la palla... Sta chiedendo di prestare attenzione alle 7 di contrattacco che sta giocando il Bisonte, e quindi praticamente sta chiedendo al posto 2, in questo caso a Malinov, anche di aiutare a ritornare a fare un po' assistenza e poi magari di aprirsi. Si riparte con una situazione di punteggio che vede il Bisonte a quota 20 contro Savino del Bene, Scandicci che ha 22. Stisiak in diagonale, out. Attenzione perché il Bisonte Firenze adesso è veramente in scia, attaccato a Scandicci, ha recuperato un gap che sembrava molto importante, quasi decisivo, di 6 punti. Belien tocca il nastro ed ace, la fortuna stavolta aiuta il Bisonte Firenze e siamo 22 pari. L'avresti mai detto fino a qualche punto fa, Francesca? Ma che no, non l'avrei detto, però la pallavolo è così purtroppo, quindi... per fortuna. Per fortuna, no, purtroppo e per fortuna è così, per cui purtroppo per chi sta avanti, per fortuna per chi sta dietro. Battuta di bene, Malinov, Stisiak, mani out, si rammarica un po' Alberti dopo questo colpo perché è arrivato a toccare il pallone, però il suo muro è terminato fuori. Quindi consegnato il punto numero 23 alla Savino del Bene Scandicci. E attenzione perché ora c'è Stisiak in battuta, la polacca forzerà sicuramente il anche colpo. Perché ha una buona battuta. Batte su Van Gestel, Nuakalor, tocca il muro avversario, contrattacco Savino del Bene, ancora Stisiak, murata, copertura, autocopertura della polacca. Markovic spedisce il pallone in bagger nella metà campo del Bisonte Firenze, la 7 è rigiocata, grande colpo di Alberti.
È la 7 che chiedeva prima e più che altro Scandicci bisogna che ricominci Malinov a variare un po' troppo, perché si sta appoggiando troppo a Stisiak in questo momento, ok? E quindi la stanno marcando, avendo anche Lubian avanti. Forse fare qualche scelta diversa in questo momento gli pagherebbe. È un po' aggrappata a quello schema quando i punti è vero sono che decisivi, si va sulla quella è vero sicuramente che potenzialmente più Stisiak, forte, voglio dire, è una giocatrice, non è che non li puoi pensare di dargli palla, però diciamo punto per la Savino del Bene con Cartney, palla toccata dal muro che finisce fuori, quindi siamo 24-23 per la squadra scandicese. Riesce Markovic, rientra Popovic e anche no, Drevniok entra sul libro, quindi non c'è altro cambio per Scandicci. 24-23 set ball per la squadra in trasferta, però possibilità di attacco per il Bisonte Firenze. Lubian, finita il primo tempo, va da Guerra, cambi, non è definitivo l'attacco di Guerra. Cartney dall'altra parte, viene murata, si gioca ancora, copertura di Lubian, ancora Cartney, altro tocco del muro, palla che finisce giù in volata. La Savino del Bene Scandicci riesce a vincere anche questo secondo set per 25-23, però ora c'è molta più partita. C'è molta più partita, sì, c'è molto più equilibrio tra le due squadre e si gioca molto più a viso aperto. E quello ci aspettavamo anche un po', Allora, se queste sono le premesse, probabilmente vedremo un gran bel terzo set, vedremo un match più equilibrato di quello che abbiamo visto fino adesso. Certo, 2-7-0, però un bel margine per Scandicci. No, sicuramente 2-7-0, ma in questo momento penso che entrambe le squadre, sia chi è avanti 2 set, chi è sotto 2 set, non deve pensare a questo, ma deve pensare subito una palla per volta a giocare. Allora, dopo questa considerazione fatta da Francesca Vannini, ci prendiamo un po' di pausa, torniamo all'inizio del terzo set. Bene la centrale del Bisonte Firenze. Dall'altra parte vediamo Stisiak in doppia cifra, anche se non è stata efficacissima in attacco. Guerra batte lei, inizia il terzo set. Popovic, murata nel suo primo tempo, contrattacco per il Bisonte Firenze.
Cambi e Nuonu in diagonale dove c'è Malinov. In Bagher Courtney, Stisiak in diagonale, grande difesa di Venturi. Da seconda linea Guerra in pipe, altra grande difesa dall'altra parte da Merlo. Bellissimo scambio questo. E Nuonu tocca il muro avversario, non riesce a buttare giù il pallone, nessuno degli attaccanti. Drevniok va in diagonale, per l'arbitro è dentro. Sì, era dentro. E quindi il primo punto del terzo set se lo aggiudica Scandicci. Abbiamo visto i primi due set con andamento simile, cioè Sì, partenza sì, bomba sì, di, sì, di vero, Scandicci, vero. poi Comunque, recupero. intanto ora si è vista una bella azione, bella giocata bene, Sicuramente. da entrambe le parti. Alberti in primo tempo, tocca il muro avversario. Drevniok dall'altra parte, in difesa Guerra. Van Gestel da zona 4, diagonale vincente per lei. Un punto pari, scusate. Stanno cercando di alzare il ritmo entrambe le squadre, capiscono che questo è un momento cruciale dell'incontro. D'altronde Firenze non può perdere ancora perché su 2-0 non ha più possibilità di recupero. Lubian, primo tempo, passa la centrale italiana della Savina del Bene Scandicci. (2-1) quindi per la squadra di Barbolini. E al servizio ci va Drevniok. Battuta forte e tagliata dove c'è Van Gestel e Nuonu dall'altra parte, non trova il campo. Errore punto numero 3 per la Savino. Ancora è Nuonu. Era una palla difficile, Questa ma ha però cercato un colpo ancora più difficile su quella palla lì, quindi... E purtroppo i giovani spesso ce l'hanno. eccedono in questi colpi di ci sta. ad effetto. Errore di Drevniok in battuta. Secondo punto Savino, scusate, Bisonte Firenze. E Nuonu, abbiamo chiamata in causa ora, va su Merlo. Malinov gioca la fast con Lubian, il suo pallonetto difeso da Cambi. Van Gestel prova la piazzata, trova il muro avversario di Lia Malinov ed è 4-2 Scandicci. Ecco l'alzata in bagger di Merlo, di Venturi, e il muro di Malinov. Stisiak non forza stavolta il colpo, Guerra in ricezione. Van Gestel da 4 in diagonale laddove non c'è nessuno della difesa avversaria. E siamo 4-3 Scandicci. Van Gestel, dopo aver realizzato questo punto, si dirige verso la zona dietro la linea dei 9 metri. Flottante su Courtney. Malinov di prima intenzione, difende Nuonu, ancora altro colpo di prima intenzione difeso dal Bisonte. Merlo in tuffo. Courtney da 4 in diagonale, Venturi prova la difesa, di più non poteva fare. E siamo 5-3. In diagonale Venturi non può fare più di quello che ha fatto. Con 2 punti di vantaggio va in battuta Lubian. Arriva il fischio dell'arbitro, mette in gioco il pallone, palla che tocca il nastro, Venturi in tuffo, Guerra in diagonale, difende Courtney, palla a fil di rete, il contrasto si rigioca ancora, Cambi, ci pensa lei con un bel tocco beffardo. E vedo che Francesca annuisce. Diciamo che mi ricordo male il primo attacco di prima dei palleggiatori. Sì, esattamente. Da entrambi i campi. Esattamente. Ed è il secondo punto della partita di Cambi. Il primo l'aveva fatta a muro su Stisiak. Belien batte proprio su Stisiak. Courtney da 4 tocca il muro avversario. Palla out, punto dell'americana. 2 punti di vantaggio per Scandicci, 2 punti da recuperare per Firenze in questo terzo set, 2-7-0, sempre per la Savino del Bene. Malinov
Van Gestel in ricezione, gioca la fast con Alberti, cambi, Alberti che spedisce il pallone direttamente in rete. Ha voluto chiudere troppo il colpo, era bassa? Francesca? No, forse è una questione anche d'anticipo del colpo, ha aspettato un pochino, la palla è un po' passata, anzi, la palla è un po' corta che gli moriva, ora qui si è visto bene. Ace di Malinov, fortunoso, però ace, perché la palla si è arrampicata praticamente sul nastro. Su quelle non ci si fa veramente nulla. Assolutamente no, ecco qua. A meno uno sia lì proprio, ma è veramente complicato. Grande palla scalatrice che supera il nastro e finisce direttamente a terra. Malinov, Van Gestel, cambi, alza in seconda linea, una gamma con Enuonu, grande colpo stavolta per lei. Arriva leggermente in ritardo Courtney, Sì, perché che l'ha andata a coprire la fast e poi è rientrata. Alla fine aveva fatto anche un buon lavoro a muro, ma che manca poco la Merlu e la prende anche. Drevniok in ricezione, poi va anche a attaccare la mancina in diagonale dove c'è Venturi. Da seconda linea Van Gestel, altro punto per il Bisonte Firenze, altra buona combinazione di gioco. Sì, perché Van Gestel sta accelerando il colpo, se voi vedete anticipa molto e quindi rispetto a prima la palla suona molto di più e la porta via con più efficacia. Cambi, sbaglia la battuta, interrompe così ovviamente involontariamente questo tentativo di rimonta del Bisonte e ridà un certo vantaggio alla Savino. 3 punti Courtney su Venturi, la 7 giocata da cambi con Alberti, è una combinazione vincente. Sì, usa tanto la 7 il Bisonte anche per giocare sul sovrapposto e è efficace è un gioco efficace sia con la 7 stessa che quando invece aprono un 4. Malinov alza dietro per Drevniok, Van Gestel copre la parallela, Drevniok passa in diagonale e torna sopra di 3 lunghezze da Savino del Bene. Rimetterà in gioco Popovic, che in questo terzo set ancora non è stata servita. Van Gestel, il muro vincente di Drevniok sulla schiacciata di Van Gestel. Muro che fa male, Francesca. Sicuramente per il Bisonte sicuro. Ma anche per la giocatrice, perché insomma ha preso un bel colpo. Ci sta. Popovic batte su Van Gestel con una mano, cambi, gioca il primo tempo con Alberti, copertura efficace del Bisonte. Dall'altra parte Stisiak passa sopra il muro avversario e ora ce l'ha a lungo Scandicci dopo questo punto realizzato dalla polacca. Time out chiamato da Firenze, dalla panchina di Firenze, da Mencarelli, che sentiamo. Dai, raga. Raga, andiamo. Ha un po' parlato con Van Gestel su colpi d'attacco e su quella situazione che parlavamo prima di 7 sovrapposto, chiedendogli di non chiudere il colpo, cercando di lavorare sempre alto. Si riparte con la Savino del Bene e Scandicci in vantaggio 12-7 in questo terzo set. E Nuonu, murata, copertura di guerra, ancora Nuonu, pallonetto stavolta. Popovic ci arriva in qualche modo, Malinov mette la palla di là nel metacampo del Bisonte Firenze e Nuonu da 2, difesa ancora da Malinov. Stisiak in bagger, palla a fil di rete, non chiude Van Gestel. Lubian, ancora Van Gestel in difesa. Guerra il pallonetto da seconda linea, Popovic in tuffo, la palla vola via e finisce fuori. Alla fine di questo bello scambio il punto va a Firenze. E lo sigla Anastasia Guerra. Questo è uno scambio da lampi proprio. Come dicevo, come va il allenatore.
Dopo questo scambio da Lampi, Sì, perché riprendiamo con Alberti in battuta. Lubian, primo tempo fuori, direttamente fuori. Sembra essere uscita bene dal time out Firenze, 2-0, mini break realizzato dal Bisonte. Sì, su anche errori di Scandicci, anche loro vanno un po' a strappi. Alberti, flottante su Cartney, finita il primo tempo Lubian, attacca da 4 invece Stesiak. Guerra non ce la fa ad arrivare sul pallone. E ritroviamo la Savino del Bene in vantaggio di 4 punti in questo terzo set. Drevniok, occhio al suo servizio. Forte arrotato, mette in difficoltà Guerra, c'è lo slash di Malinov. Drevniok, ma dà molta rotazione al pallone e quella mette in difficoltà. Sicuramente ha una buona battuta. Ancora Drevniok. La vediamo qua in primo piano che ci regala la nostra regia. Stavolta lunga il colpo, il risultato praticamente identico. Ace per Drevniok. Sta battendo bene anche perché se voi vedete la palla cade nell'ultimo metro di campo e quindi è abbastanza difficile. Anche qui Guerra se l'è trovata praticamente addosso. Si poi ha alternato, prima era molto più tagliata e più corta, adesso era meno tagliata e più lunga, quindi insomma cambia anche, vale molto anche il colpo. Guerra, così ricezione, Van Guest. Difesa di Scandicci, tiene su un pallone che non so come abbia fatto a farlo. Ha fatto una buona... Poi ancora Enuonu, alla fine ce la fa a buttare giù palla. 10-15. E siamo 10-15, 10 Bisonte, 15 Scandicci. Eccola qua, Terry Enuonu. Batte su Cartney, Stesiak. Altro colpo vincente per la polacca, che dopo essere partita diesel ha inserito il turbo e ha cominciato a marcare punti. Diciamo che anche se lo interpreta in modo eccellente, Stesiak è più un opposto 4. Assolutamente. E però... quindi tanto di cappello per quello già che sta facendo, nel senso che dimostra di essere veramente un buon giocatore appestato ora. Si sta adattando molto bene a questo ruolo, però in questo caso qua commette un errore perché pesta la rete, la linea, e quindi regala il punto al Bisonte Firenze. Cambio nella Savina del Bene Scandicci, esce proprio Stesiak, entra al suo posto Carocci. Dall'altra parte cambio nella diagonale palleggiatore opposto, Hashimoto per Enuonu e Nwakalor che prende il posto di Cambi. Van Gestel, flottante troppo lunga, fuori di un paio di metri abbondanti. Questo è troppo proprio. Va bene rischiare, ma qui siamo oltre. No, perché qualcuno è uscita di pochi centimetri e purtroppo lì ci sta, ma diciamo che qui errore più grossolano. Se ne è un po' approfittata. Sì, 11-17, 6 punti da recuperare per il Bisonte di Firenze, 6 punti da gestire per Scandicci in questo terzo set. Lubian in battuta, batte forte su Van Gestel, ci arriva comunque Nwakalor, free ball nella metà campo del Savino. Cartney, a lei si affida Malinov e Cartney ringrazia per ecco qua il replay, palla che passa in mezzo al muro avversario. Una super. Sì, palla molto spinta, quella giocata da Malinov per Cartney. Difficile organizzarsi per il muro davanti a queste palle. Lubian, Van Gestel, Hashimoto alza dietro per Nwakalor, burata, copertura però di Van Gestel. Free ball, possibilità di attacco per la Savino del Bene Scandicci. Popovic non chiude. Nwakalor, ancora il muro avversario a contenere. Drevniok da seconda linea, Hashimoto in tuffo, tiene sul pallone. Nwakalor alla fine
di questo punto molto sudato, il Bisonte Firenze riesce ad esultare perché Nuacalor ha realizzato il punto numero 12 ed è anche il suo primo personale per lei che è entrata in campo per la prima volta nel secondo set, un giro fatto nel secondo set, Sì, adesso sempre per il doppio cambio. ma nel terzo. Belien, carta in ricezione, Popovic in primo tempo, palla che tocca terra. 19-12 adesso per la squadra di Barbolini. Ti rifaccio la stessa domanda che ti ho fatto nei set precedenti. Ti sembra chiusa la faccenda? O si può riaprire? Ma chiusa come nei set precedenti non è mai, anche se poi alla fine diciamo che chi è stato avanti ha sempre chiuso. Però a volte basta un momento di rilassamento, un break di una squadra, qualche errore che... Diciamo che Nuacalor non è d'accordo con questa definizione perché ha tirato giù una bomba impressionante da zona 2. Quindi diciamo che sta cercando di tenere aperta la partita. Il doppio cambio che viene adesso rifatto da Mincarelli, rientrano in campo Cambi e Nuonu, riescono Nuacalor e Hashimoto. Drevniok va a attaccare per la Savino del Bene, in difesa Cambi, Venturi in palleggio, poi palla che si insacca tra muro e rete, punto per il Bisonte Firenze, 14-19. A realizzare questo punto è stata Nuonu, come rivediamo nel replay, appunto tra la giocatrice americana e la rete. Courtney in diagonale, sfiora il pallone Van Gestel, punto per la Savino. Siamo 20-14. Cambio, esce Carocci, entra Stisiak che andrà a rifarsi il suo bel giro in prima linea. Attenzione a lei ovviamente perché è sempre stata la più servita da Malinov nel corso di tutta la partita. Errore in battuta di Scandicci, anche se qualcuna non è propriamente d'accordo con questa chiamata dell'arbitro. Abbiamo visto l'espressione così dubbiosa fatta da Courtney. Guerra forza la battuta proprio su Stisiak e la mette in difficoltà. Stisiak piazza il colpo, cambia in difesa, Venturi in bagger, altra palla che rimane tra muro e rete e altro punto di Nuonu. Sì, perché la palla è un po' staccata e Scandicci sta facendo confusione a muro sia per quanto riguarda tempi che per l'entrata delle mani. Barbolini chiama time out e non lo sentiamo. Palla alta, stiamo aspettando presto anche. Infatti. Siamo staccati. Ok? Aspettiamo, entriamo. Non c'è bisogno con queste di andare così alto. Ok? Stiamo andando anche altissimo, forse la palla è vicino, ma se la palla è così lontano, entriamo dentro bene, tocchiamo e difendiamo. Non facciamola venire come prima. Andiamo noi, forza, forza! Ha detto esattamente quello che dicevi, sul tempo a muro c'è Sì, un errore di valutazione ancora. sono state due azioni fotocopie praticamente dove Invonvu ha fatto lo stesso tipo di colpo e Scandicci ha fatto lo stesso tipo di errore a muro. Quindi Guerra in battuta, altra battuta molto forte, palla a fil di un capellino di merito di Bisonte perché questa palla era sinceramente si poteva provare almeno a difenderla. certo. Punto però per Scandicci, punto per Popovic che vediamo in battuta. 21-16 Savino del Bene in questo terzo set, 5 punti da difendere di vantaggio, quindi Van Gestel in ricezione, 7 giocata tra Cambi e Alberti. Qui il risultato cambia poche volte perché abbiamo visto spesso una palla il Bisonte così. Che come efficacia appunto offensiva un pochino meno a muro, ecco, mettiamola così. Drevniok, money out, e 22-17 per la Savino del Bene. Scandicci che a questo punto vede il traguardo vicino, forte anche del vantaggio di 2 set, 5 punti. Diciamo che il Bisonte ha bisogno di un mezzo miracolo per raddrizzare questa partita. Drevniok, Panettoni in difesa e Nuonu, c'è un fallo, Sì. un'invasione. No, ha preso l'asta. Ha preso l'asta, sì, scusa. Sì, Ha preso l'asta nell'attacco e Nuonu.
e quindi adesso 2 punti solamente separano la Savino del Bene dalla vittoria di questo incontro. Time out chiamato da Marco Miccarelli, che sentiamo. Adesso però convinte lì sulla prima palla che arriva, perché dobbiamo costruire falli marciati. Ma ha chiesto più che altro attenzione ora sulla prima palla di ricezione per costruire subito l'azione, diciamo, di attacco, ecco. E qui le ragazze di Miccarelli devono reagire in fretta, perché la situazione si fa molto molto difficile per il Bisonte Firenze. 17-23 e anche 2-7-0 per la Savino. Drevniok in battuta, non forza il colpo, Panettoni riceve bene, gioca ancora la 7, cambi stavolta con Belien, palla di poco fuori. E a questo la punto scelta era giusta, peccato per come è andata, nel senso Belien fino ad ora aveva avuto i suoi secondo set, mi sembra, mi sbaglio, addirittura al 100%. Sì, esattamente. Per cui qui ha messo di poco fuori il pallone, consegnando però di fatto 7 match ball a favore della Savino del Bene Scandicci. Drevniok batte a tutto braccio su Venturi, primo tempo dietro con Belien, giocato da Cambi, difeso da Merlo. Drevniok dall'altra parte, in diagonale c'è Panettoni. Cambi alza in 4 per Van Gestel, il pallonetto, si getta in tuffo Drevniok e alla fine c'è il punto per il Bisonte Firenze, firmato Van Gestel. Cambio per Scandicci, esce Drevniok, entra Bosetti per rinforzare ovviamente la ricezione e la difesa, la seconda linea in generale. Sì, anche per scaricare, penso, Stisiak da questa incombenza. Difesa a 3 sulla ricezione a 3? Sì, ricevono a 4 sulla battuta d'assalto, scende sul binario. E Nuonu Ace 19-24, 2 match ball annullati dal Bisonte, ce ne sono ancora però la bellezza di 5 da affrontare per la squadra di Miccarelli. E Nuonu, primo tempo giocato da Belien, anche questo non chiuso. Stisiak in diagonale, difende Van Gestel, palla a fil di rete, ci arriva Belien. Bosetti però attenta. Lubian, attenzione perché viene fischiata invasione al muro del Bisonte Firenze e allora si chiude qui la partita. Si chiude qui la partita con un secco 3-0, la Savino del Bene si impone sul campo del Bisonte Firenze. Considerazioni da parte di Francesca Vannini su questo match? Ma diciamo che ci sono state da entrambe le squadre dei vari alti e bassi che sono dovuti in parte alla giovane età di tutte e due le squadre, perché ci sono dei giocatori molto giovani anche oltre il lato Bisonte e anche lato Scandicci, e un po' per l'inizio della stagione in cui ancora, diciamo, considerato anche l'ambiente in cui ci troviamo, è quasi normale ci siano questi alti e bassi. Chiaramente Scandicci ha fatto leva su i propri punti di forza, che sicuramente sono un attacco più importante in linea generale, e quindi niente, hanno giocato molto bene. Lato Bisonte, se vogliono stare a questo livello, chiaramente devono innalzare il loro livello di battuta e ricezione e provare a innalzare anche la qualità di muro difesa. Sto parlando anche in quantità di palloni giocati, perché purtroppo con l'attacco sì possono fare, ma diciamo che relativamente una Stisiak il Bisonte non ce l'ha, ok? Per cui bisogna che trovino altre soluzioni per riuscire a tenere il passo. È chiaro che gli obiettivi di entrambe le squadre sono diversi. Il derby è il derby, giustamente in questo momento l'ha vinto la squadra più forte. Allora, ti chiedo anche 2 nomi, uno da una parte e uno dall'altra. Le migliori in campo? Allora, io direi per Scandicci Drevniok, perché è stata una sorpresa, è stata molto brava tutto il tempo, quindi per quanto riguarda Scandicci direi sì, l'opposto Mancino. Bene. E per quanto riguarda invece lato Bisonte direi Belien. Benissimo, 2 nomi. Belien se ne è meritato comunque anche come percentuale in attacco, dall'altra parte Drevniok
che ha messo in grave difficoltà la ricezione di Scandicci con la sua battuta, quindi direi... Sì, poi ha sbagliato veramente poco Sì. Treniuk, nel senso è un giocatore che ha sbagliato pochissimo, io non mi ricordo quasi pochissimi errori di lei, per cui... Allora, siamo in attesa anche di avere al nostro microfono alcune delle protagoniste di questo incontro. Prospettive invece che possono avere in campionato queste due squadre. Ne abbiamo parlato un po' all'inizio della partita, però avendo visto quello che abbiamo visto in campo, secondo te c'è la possibilità di vedere qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo previsto all'inizio dell'incontro o tutto viene confermato da E lato Bisonte chiaramente devono fare dei passi in avanti e quindi insomma guadagnarsi una posizione. Lato Scandicci io credo che ora devono pensare a recuperare i vari infortunati e mettersi nella condizione di avere più persone possibili per avere più possibilità, diciamo, per schierare diverse soluzioni, ecco. Mentre per le palleggiatrici che possiamo dire? Anche qui possiamo giudicare la loro prova. Una discreta partita, forse qualche volta avrebbero potuto essere più coraggiose, ma è facile parlare quando siamo a sedere. Allora, ci siamo quasi, tra poco avremo le interviste. Intanto un'ultima battuta con Francesca Vannini. Cosa ci sentiamo di dire dopo questo derby? Cerca di tirare su un po' il morale a Mencarelli. Cosa gli vorresti dire in questo momento? Ma niente, che è l'inizio del campionato, per cui c'è tutto da lavorare, credo ci sia tutto da migliorare, si è visto degli spunti interessanti, c'è da lavorare su quelli, per cui come quando non si vince non è che bisogna fare delle follie, lo stesso quando si perde bisogna rimanere sempre lucidi e pensare a quello che c'è da fare per lavoro. Allora, abbiamo qua ai nostri microfoni la prima delle protagoniste di questo incontro, Anastasia Guerra, schiacciatrice del Bisonte Firenze. Anastasia, 3-0 è finita la partita, direi che difficilmente potevate fare di più di quello che abbiamo visto. Perdonami, non ho sentito nulla. Difficilmente potevate fare di più di quello che abbiamo visto. Ma non mi trovi totalmente d'accordo, nel senso che sicuramente loro sono una squadra creata per, insomma, l'alta classifica, però credo che per come conosco, insomma, il Bisonte Firenze non siamo ancora riusciti, secondo me, ad esprimere dopo le 2 partite di Supercoppa ancora le nostre potenzialità e quello che è veramente il nostro valore. Quello che percepisco è che abbiamo ancora un pochino il freno tirato, però abbiamo un gioco, vogliamo giocare veloce, quindi comunque velocità vuol dire precisione, vuol dire prendersi dei rischi, quindi probabilmente abbiamo appunto ancora bisogno di lavorare un pochino e nulla, quindi sì, c'è un po' di rammarico perché magari, ripeto, non portavamo magari a casa la partita, ma un punticino potevamo, insomma, rubarglielo. Eravamo comunque entrate con la mentalità di giocare bene e ci è mancato qualcosina, secondo me. Provo ad andare oltre a questo risultato e cerco di diciamo, coinvolgerti su un altro tema. Può essere lo stesso il Bisonte una delle squadre di rivelazione di questa stagione? Io sono assolutamente d'accordo su questo, anzi io ho cominciato proprio con questa mentalità e questa filosofia la stagione, perché credo che, insomma, possiamo dare veramente fastidio anche all'alta classifica. Dipende ovviamente solo da noi, quindi non c'è avversario che tenga, dobbiamo fare le nostre cose come sappiamo fare e quindi nulla, adesso abbiamo già un'altra partita importantissima martedì, quindi abbiamo già resettato, insomma, dopo l'ultimo pallone caduto e nulla, siamo già focalizzati a martedì contro Bergamo. Ultima considerazione con te, avete preparato questa partita senza il vostro allenatore, perché Mencarelli era impegnato con la nazionale giovanile italiana. Ha un po' condizionato anche questo fatto la preparazione di questo incontro? Guarda, non l'ho nominato finora perché comunque sicuramente non avere il proprio allenatore incide, ma non lo considero assolutamente un alibi / scusa, anche perché il nostro secondo è, insomma, assolutamente in grado di, insomma, in questo caso sostituire il Menca in questo periodo che appunto è mancato per l'Europeo con le piccole, e quindi noi abbiamo lavorato sodo come se il Menca fosse in palestra e di conseguenza, ripeto, probabilmente è mancato qualcosa a noi, più forse nell'atteggiamento ogni tanto.
Grazie ad Anastasia Guerra, schiacciatrice del Bisonte Firenze, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Tra poco dovrebbe arrivare ai nostri microfoni anche un'altra delle protagoniste. Abbiamo qua con noi Ofelia Malinov, alzatrice della Savino del Bene Scandicci. Ofelia, sono arrivati 3 punti, ma soprattutto una prova convincente da parte vostra. Sì, era una partita molto importante per noi, soprattutto in ottica delle prossime partite che ci aspettano, quindi era importante entrare in campo e partire bene da subito. Siamo riusciti, penso che abbiamo avuto sempre un po' qualche momento di blackout, però siamo state brave a riprendere subito il gioco. Sì, al di là di qualche momento di blackout, però comunque avete tenuto sempre voi il pallino del gioco, insomma, partenze forti, quelli hanno condizionato praticamente l'andamento di tutti i set. Sì, beh, siamo contentissime perché abbiamo fatto una ottima partita secondo me e penso che dobbiamo utilizzarla come punto di partenza e cercare di alzare sempre di più il nostro gioco perché credo che abbiamo un potenziale altissimo. A proposito di potenziale, dove inserisci Scandicci? C'è Conegliano soprattutto, immagino. Poi c'è lì Scandicci? Quest'anno devo dire che è una bella lotta perché veramente ogni squadra è tosta, quindi il nostro obiettivo è puntare più in alto possibile, poi vedremo. Bene, grazie ad Ofelia Malinov, alzatrice Della Savino del Bene Scandicci. Con Ofelia Malinov, con l'intervista che abbiamo fatto a lei, si chiude qua la nostra telecronaca diretta dal Palamandella Forum. Riepiloghiamo il punteggio finale. La Savino del Bene Scandicci si è imposta contro il Bisonte Firenze per 3-0, una partita che ha visto un andamento simile, cioè con Scandicci sempre avanti, quindi direi che il risultato è sostanzialmente più cordiale. Buonasera a tutti, appuntamento alle prossime partite.